questo non è possibile, no? Non è possibile. Ma come capita un gol, come fai scusare subito, non è difficile. Appoggiare poco sto divano, poi. Andiamo a chiudere, maestro. Oggi facete sempre non ci voglio pensare. Tanto più che c'è due secondi testimoni. Ma mi è andata già male, che sta malato, non si può muovere. Come c'è che certi vanti, insomma. Dai, cosa fa? Tiene che fare rimane, scusa. Sì, a proposito. Rimaniamo intesi che tu domani prendi totalmente possesso. Ma sicuramente, Felice. Mi raccomando. È un'occasione così, dove mi capita. Vai. Numero. Ora Felice si sta imbrogliato in una maniera, e gli è nata. Sto imbrogliato proprio in una maniera. No, Alfred. Sta facendo Teresina, la modista. Teresina, quella che tu l'avevi promesso da scusare. No, perfettamente. E che mi la capacità, che lo vai a dire, su cliente e mano dopo, Alfred. Ma perché? La situazione sta Come state? State buoni? Bene, grazie. Sta felice? Non ci sta felice? Sì, no, è uscito un attimo, sì. Non è uscito? Sì, è uscita là. Meglio così? Come meglio? Sì, perché la verità mi è venuto pure una puntata. Quello non so cosa dice. Tu hai tutto l'obbligo di trovare un buon partito alla Teresina, capito? Ma che faccio senza le matrimoni? È un dovere sacro per te, capito? E ti aiuterò anch'io. Aiuterò pure io, sì. Non ti chiacchierare con me? Sei un uomo in tutta l'estensione della parola. Non c'è uno che tiene solo cazzone. Ma dice state zitto, non mi tutti quel modo. Ma come tengo solo canzoni, dice tu. Zitta, va bene, vi accontenteremo, Teresina. Lo troveremo con qualcosa dentro al pantalone. Ma chi le dovete qua? Addio matrimonio. Ma una cosa, a nascondere. Chi? Io non faccio parte che gli femmini che vanno nascondendo. Teresina, fallo per carità. E dopo mettimi anche sotto. Ma a nascondere. Arava, fa presto, arava. Vile, la dritta, tu e l'uomo tiene solo cazzone, Ciro. Ragioneremo dopo di questo. Adesso a nascondere. Vado, adesso non può. Arava, tu fa presto. Vai. Ma vedi? Senti buono. È il presidente Mamma amico tuo, ecco. Sì. Piacere. Tu a me mi hai presentato. Alfreda, avvocato, che domani ci farà l'onore di essere il primo testimone.